sul prossimo Consiglio europeo straordinario del 23 aprile di giovedì in merito alla questione dell'immigrazione, degli sbarchi. In aula stamani le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri Renzi, che ascolteremo integralmente, vale la pena di ascoltarle, a partire da tra pochi minuti, con magari anche qualche passaggio dell'intervento del rappresentante leghista Nicola Molteni a seguire. E intanto però c'è notizia, prima pagina dell'Ansa, di un arresto in Francia di un islamista armato. Progettava attentati contro le chiese cattoliche. Un fondamentalista islamico è stato arrestato a Parigi, scrive stamani l'agenzia ANSA, con un arsenale di armi da guerra. L'uomo pianificava attentati, ha detto il ministro dell'Interno Bernard Cazeneuve. L'arresto è avvenuto in realtà domenica scorsa. L'uomo progettava attentati contro una o due chiese, ha detto il ministro, precisando che le azioni sarebbero state imminenti. Il terrorista arrestato a Parigi è uno studente di informatica algerino di 23 anni, già noto ai servizi di informazione per attività vicine all'Islam radicale. Il giovane è sospettato di avere ucciso domenica stessa un'istruttrice di fitness che è stata trovata morta nella sua auto a Villejuif, banlieue di Parigi. Le armi in suo possesso e il progetto di attentati sarebbero stati scoperti dopo il fermo avvenuto per caso, dice l'ANSA, anche se il personaggio era già noto ai servizi di informazione, ai servizi di sicurezza. Vedremo se ci saranno ulteriori notizie in merito a questo arresto, che in realtà risale a domenica scorsa. Intanto andiamo alla Camera dei Deputati, dove stamani ha preso la parola il Presidente del Consiglio Renzi in vista del Consiglio europeo straordinario di giovedì sul tema degli sbarchi dal Nord Africa, dalla Libia. Cordoglio per le vittime della tragedia avvenuta nelle acque del Mediterraneo, nella quale, secondo le testimonianze dei sopravvissuti, avrebbero perso la vita oltre 800 persone. Quindi invito tutti voi ad osservare un minuto di silenzio per commemorare le vittime di questa immane sciagura. Grazie. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio europeo straordinario del 23 aprile 2015. Come stabilito dalla conferenza dei presidenti di gruppo del 21 aprile, per la discussione delle comunicazioni ha attribuito un tempo pari a 5 minuti per ciascun gruppo ed ad un tempo aggiuntivo pari ad 8 minuti al gruppo misto. Per le dichiarazioni di voto sono inoltre attribuiti 10 minuti a ciascun gruppo ed un tempo aggiuntivo pari a 12 minuti al gruppo misto. Ha facoltà di parlare il Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi. Prego, Presidente. Signora Presidente, onorevoli deputate, onorevoli deputati, ci sono vari modi per affrontare una riflessione su ciò che è accaduto nei giorni scorsi nel nostro mare Mediterraneo. C'è un aspetto emozionale, emotivo molto forte. C'è un aspetto tecnico di provvedimenti da prendere, di decisioni da eseguire. C'è un aspetto diplomatico, di relazioni, le iniziative, gli incontri, dal segretario generale delle Nazioni Unite al più piccolo dei paesi dell'Unione Europea, che è quello che sia mostrato con il cuore più grande, Malta. Ma credo che sia rispettoso del vostro ruolo e della consapevolezza dell'importanza del Parlamento, della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, credo che sia rispettoso di questo partire da un approccio totalmente, integralmente, radicalmente politico. Mi spiego, non voglio minimamente mettere da parte l'importanza di riconoscere anche in quest'Aula innanzitutto il tributo alle vittime, lo ha fatto la Presidente e tutti noi abbiamo unito il nostro cordoglio al suo e il pensiero alle famiglie. Talvolta abbiamo l'approccio di pensare di fronte a queste stragi che volando un numero di qua, un numero di là, si stia parlando quasi di oggetti astratti. Sono persone, sono storie, sono donne, sono uomini, sono famiglie che piangono e che magari neanche sanno cos'è accaduto.
Ma non è soltanto l'aspetto del cordoglio umano quello al quale siamo chiamati oggi. E non voglio negare in quest'Aula la gratitudine del Governo della Repubblica alle donne e agli uomini della Marina, della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza, delle forze di polizia, dei carabinieri, di tutti coloro i quali con una divisa stanno onorando l'Italia, accogliendo le persone superstiti, salvando vite umane in mare e cercando di adempiere a quel principio morale che nel Vangelo è sintetizzato con ero forestiero e mi avete accolto, ma che per ciascuno, qualunque sia la fede religiosa o il convincimento culturale da cui parte, costituisce un principio irrinunciabile. No, non voglio negare né l'aspetto di cordoglio né l'aspetto di gratitudine. Da qui vorrei che arrivasse il grazie non soltanto alle donne e agli uomini che stanno impegnandosi per salvare vite umane, ma anche a chi le sta accogliendo all'interno dei comuni, delle amministrazioni locali, ai sindaci che spesso in questo sono accusati anche da una parte dell'opinione pubblica del proprio territorio e che riescono con la schiena dritta a darci una mano decisiva. Lasciatemi dire anche alle volontarie e ai volontari di quei centri o anche ai professionisti che magari lavorano per soggetti legati alla cooperazione che per colpa di chi con responsabilità alla guida di alcune di queste realtà si trova oggi costretto a sentirsi tirare addosso tutta una serie di accuse, ma che fa quel lavoro, quel servizio perché ci crede, perché è appassionato, perché vuole bene all'uomo e alla donna del nostro tempo. Fatemi dire grazie a tutti costoro, ma non è questo il punto su cui noi siamo chiamati a discutere. Noi oggi siamo chiamati ad un approccio totalmente politico, perché è di politica che ha bisogno l'Unione Europea. Perché è politica la scelta dell'Unione Europea di svolgere giovedì un summit straordinario. Perché è politica la necessità che noi abbiamo di non dare una risposta soltanto che sia una reazione. Non è una reazione immediata, emotiva, quella che può seguire a una strage di queste proporzioni. O c'è la politica intesa come capacità complessa di dare risposte a un mondo articolato, oppure non andiamo da nessuna parte. Vorrei su questo essere chiaro su un punto. In tanti dicono che nel nostro tempo la comunicazione è l'opposto della politica. Permettetemi di tornare a domenica. Domenica si sono verificati, diciamo in Libia o partendo dalla Libia, due fatti. Uno, quello drammatico del naufragio di cui tutti noi abbiamo parlato e di cui stiamo parlando. Un secondo fatto che è stato praticamente ignorato dal dibattito pubblico. La decapitazione di 28 persone, di 28 cristiani. Probabilmente erano dei potenziali migranti, erano delle persone che probabilmente avrebbero voluto salire su quelle navi. Non erano libici, erano etiopi, erano persone che cercavano di scappare dal luogo in cui si trovavano. Eppure la comunicazione ha dato importanza, a differenza del passato, soltanto all'aspetto del naufragio. Ecco che quelli che dicono che la comunicazione non conta niente, che la comunicazione non c'entra niente, dovrebbero fare i conti con una realtà. Non è vero che la comunicazione non c'entra niente. La comunicazione è decisiva per affermare la possibilità di azione delle istituzioni e della politica. Ma siccome stavolta il mondo non si è girato dall'altra parte sulla vicenda del naufragio, siccome per una volta non è rimasta soltanto la Guardia Costiera o la Marina Militare o la Guardia di Finanza o le forze italiane a occuparsi di ciò che stava avvenendo in quel luogo, siccome per la prima volta dopo tanto tempo questa vicenda drammatica e tragica ha provocato finalmente una consapevolezza più ampia da parte delle istituzioni internazionali, ecco che viene il tempo della politica. E la politica non significa fare a meno degli aspetti legati alla comunicazione. La politica significa prendere atto che bisogna spiegarla in modo semplice, ma non si può affrontarla in modo semplicistico. È semplicistico immaginare di poter dire tutti a casa loro o accogliamo tutti. È semplicistico poter dire oggi
sulla base del professionismo da talk show, che la soluzione è a portata di mano. Io credo, penso e spero che il Parlamento della Repubblica abbia la consapevolezza che di fronte a quello che stiamo vivendo si impone una strategia di respiro un pochino più ampio rispetto alla reazione immediata, rispetto all'idea di cercare di affrontare anche con nobiltà, con coraggio, il bisogno di dare una immediata soluzione. La questione è molto più ampia. La questione oggi riguarda innanzitutto che cosa noi pensiamo dell'Africa. E se non partiamo di lì, non saremo mai in condizione di dire niente di sensato su ciò che sta avvenendo. Non sono libici, nella stragrande maggioranza, i nostri fratelli e le nostre sorelle che muoiono in mare. Vengono da altri paesi, da paesi in cui la fame, la guerra, le divisioni la fanno da padrona. E allora il primo tema è cercare di capire se l'Africa diventa un elemento chiave nel dibattito della politica mondiale, europea e italiana, oppure no. Noi abbiamo iniziato su questo tema, siamo partiti da Tunisi nella prima missione internazionale fatta da questo governo. È il primo governo che ha scelto di andare con il Presidente del Consiglio sotto il Sahara. Lo ha fatto con una serie di missioni che certo, per le ragioni della comunicazione, occupano i trafiletti, ma che sono cruciali nel tentare di raccontare che lì sta un pezzo del nostro futuro. E anche, permettetemi di dire, del nostro passato, perché quando penso a ciò che ha fatto la cooperazione italiana in Mozambico, la comunità di Sant'Egidio, e che in questi 20 anni ha portato quel paese, 20-25 ormai anni, quel paese ad avere un percorso difficile, ancora travagliato, ancora in questi giorni in discussione, in questi giorni no, diciamo negli ultimi mesi in discussione. Se penso a questo, penso che non c'è soltanto il futuro, ma anche un pezzo del nostro passato. Ma non può bastare semplicemente l'indicazione del problema. Capite che ha una linearità l'idea di chiedere l'alto rappresentante per la politica estera, non perché c'era una casellina da mettere, come qualcuno ha sostenuto, ma perché c'era un'idea da affermare. E va in questa direzione l'idea di dire che come primo gesto del semestre europeo, anche se anche questo finisce in un trafiletto, si va in Sudan a prendere Miriam, che ha partorito con una catena alla caviglia in ragione della sua fede, e le si chiede e le si consente di poter tornare a vivere da donna libera negli Stati Uniti, in questo caso, visto che il marito è americano. È una idea di fondo quella che noi stiamo cercando di affermare, e cioè che non si affronta la questione degli sbarchi dalla Libia semplicemente parlando alla pancia delle persone. Qualcuno dice che questo è il modo per vincere le elezioni. Noi abbiamo avuto un risultato delle europee che è inedito negli ultimi 50 anni, nel momento di massimo sbarco, con Mare Nostrum pienamente attiva e con una polemica costante su questi temi. L'idea che gli italiani votino sulla base della pancia, come pensa qualcuno, è profondamente offensiva nei confronti degli italiani. Gli italiani sono persone razionali, ragionevoli e capaci di decidere. E comunque non è un problema oggi di voti. Quando c'è da andare alle elezioni noi non abbiamo mai paura e siamo in condizioni di raccontare le nostre idee. È un problema che va oltre le elezioni e il voto, è un problema di dignità dell'uomo. E quando si parla di dignità dell'uomo bisogna avere il coraggio di dire che la priorità italiana in questo momento è far sì che l'Europa torni ad avere un ruolo politico con la P maiuscola. Considero la convocazione del vertice un fatto molto importante. Ovviamente non basta, ce la giochiamo sul documento di conclusioni. Noi abbiamo proposto essenzialmente 4 strategie di direzione. La prima, quella di rafforzare le operazioni europee. Parliamo spesso di Tritone, c'è anche Poseidon, che è l'operazione che riguarda più la Grecia, che è gestita, guidata, operata dalla Grecia. Non sottovalutiamo, mentre diciamo della rilevanza e dell'importanza dell'Africa, ciò che sta avvenendo in queste ore in Siria e in Iraq. C'è un aumento degli sbarchi che arrivano anche da quell'area del mondo, e la vicenda di Rodi, la vicenda che abbiamo visto in modo plastico con le immagini delle persone sbarcate dal mare in mare nell'ultimo tratto della costa, va esattamente in questa direzione.
Ma accanto a questo noi pensiamo che sia arrivato il momento di dire con ancora più determinazione di quanto l'Unione Europea abbia fatto sino ad oggi che combattere i trafficanti di uomini significa combattere gli schiavisti del XXI secolo. Non significa questo non sottovalutare che la forza, la pressione che si esercita e arriva fino ai confini libici non è fermabile semplicemente bloccando gli scafisti, ma significa dire che in presenza di un traffico di uomini, questa non è innanzitutto una questione di sicurezza o di antiterrorismo, è una questione di giustizia e di dignità della persona umana, perché la storia ha già conosciuto momenti in cui si prendevano le vite umane, si vendevano o compravano e si infilavano in delle stive e in dei barconi. Era l'epoca dello schiavismo. E io ritengo che non sia un'esagerazione o un azzardo sostenere che ciò che sta avvenendo nell'area del Mediterraneo con la compravendita di uomini è esattamente una forma di moderno schiavismo. E il fatto che 1.002 persone siano state in questo momento assicurate dalla forza del nostro paese alle patrie galere per traffico umano, per traffico di uomini, non significhi che l'Europa, non può significare che l'Europa può lasciare soltanto a noi questa battaglia che è una battaglia di assoluta civiltà. Il terzo punto che noi vogliamo sottolineare nel dibattito di giovedì è tentare di scoraggiare alla radice la partenza di queste donne e di questi uomini dalla loro terra. Su questo permettetemi un sorriso amaro quando sento dire nei dibattiti televisivi dobbiamo scoraggiarli, ma non è che li scoraggiamo perché loro guardano Ballarò o Agorà e vedono qualche autorevole parlamentare europeo o italiano che minaccia fuoco e fiamme. Il punto centrale è che quando una persona è in grado di rischiare la propria vita, quando una persona mette la propria vita a rischio perché deve uscire da una situazione in cui tagliano le teste a quelli che gli stanno accanto, scoraggiare la partenza non si fa con una generica dichiarazione, si fa mettendo l'Alto Rifugiato delle Nazioni Unite in Niger, in Sudan, si fa intervenendo nelle terre e si fa una volta di più mantenendosi umani, evitando di inseguire la demagogia anche a fronte di un dibattito parlamentare. Specchio delle mie brame, chi è il dente più bello del reame? Caro dentone, non sei tu. Mangiando sempre fuori casa, bello non sei più. Quando mangi fuori casa, Vegan Protex è il chewing gum senza zucchero che aiuta a neutralizzare gli acidi della placca, uno dei fattori di rischio della carie. Specchio delle mie brame, ora chi è il dente più bello del reame? Da quando Vegan Protex hai incontrato, il tuo sorriso più bello e protetto è diventato. Fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Vegan Protex. A scuola di business. Oggi, musica. Si può avere la manutenzione inclusa nel prezzo senza che il costo diventi una nota dolente? Certo! I furgoni Volkswagen Transporter e Caddy non hanno solo il pacchetto Tech & Sound in omaggio, ma sono tuoi anche con finanziamento in 48 rate, TAN 425, TAIG 684 e manutenzione ordinaria 4 anni o 80.000 km inclusa fino al 30 giugno. Questa sì che è musica! Volkswagen Veicoli Commerciali. La prima regola per lavorare bene. Leggi qui. Golf Tech & Sound da 16.900 euro. Sì, la versione base. Poi se vuoi anche il navigatore touch ti costa 16.900 euro. E se vuoi anche il Bluetooth 16.900 euro. I sensori di parcheggio 16.900 euro. Allora io voglio anche il cruise control, il rilevatore di stanchezza. Scopri Golf 5 porte con Tech & Sound Tech da 16.900 euro. E solo ad aprile il navigatore touch è in omaggio. Info su Volkswagen.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Come sta facendo larga parte delle opposizioni. C'è un limite al tentativo di sciacallaggio di queste ore, c'è un limite a questo tentativo.
E credo che sia arrivato il momento di dire con grande forza che ci sono secoli di civiltà giuridica e di valori umani che questo paese, a cui non rinuncia questo paese in nome di un principio demagogico. Noi non ci rinunciamo. Infine, scoraggiare la partenza da questi paesi. Scoraggiare la partenza da questi paesi significa avere forte una presenza delle organizzazioni internazionali nell'area del sud della Libia. In questo senso il lavoro che noi abbiamo svolto con il Niger è un primo passo importante, ma credo che sia fondamentale che sia l'Unione Europea nel suo complesso a tentare di andare in quelle zone, grazie in particolar modo al coinvolgimento delle Nazioni Unite, e sono grato al segretario generale Ban Ki-moon per il pieno sostegno e la profonda condivisione che ha espresso, così come sono grato davvero a tutti i leader dei paesi con cui ho parlato in questo momento, dagli Stati Uniti a Malta. Vorrei veramente inserire un ampio spettro di collaborazioni offerte e richieste. Ma credo che sia anche importante contemporaneamente cercare di far sì che le procedure per l'asilo siano procedure che siano gestite con un team europeo e naturalmente, come prevede il punto 6 del lavoro svolto dai ministri degli esteri, dal commissario Avramopoulos, possa essere un patrimonio non soltanto di un paese ma di tutti i 28 Stati membri. Infine, quarto e ultimo punto che noi proponiamo è quello di far sì che nella discussione di queste ore vi sia un atteggiamento di particolare urgenza nelle vicende più emergenziali, perché la retorica del mai più funziona per uno spot televisivo, ma non è così. Sta continuando anche adesso, sta continuando in queste ore, continuerà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. E chi vi dice il contrario pensa di svuotare il mare con un cucchiaino. La retorica del mai più lascia il tempo che trova. Abbiamo bisogno di far sì che non risucceda mettendoci del nostro anche in sede emergenziale. Ma questo tipo di priorità è quella che noi chiediamo a un'Unione Europea che voglia essere qualcosa di diverso da un'assemblea di paesi membri di un club economico e che voglia essere qualcosa di diverso da un dotto club di specialisti tecnici che conoscono tutte le principali dinamiche geopolitiche ma che si dimenticano di dare una risposta di fronte al dolore del nostro tempo. Io sono molto ottimista sul fatto che l'Unione Europea possa finalmente cambiare passo, perché ho visto la reazione di queste ore, perché credo che la convocazione di un Consiglio europeo straordinario sia un passo straordinario nelle procedure dell'Unione, ma anche perché penso che di fronte a ciò che sta avvenendo in queste ore, in questi giorni, noi dobbiamo passare dal tentativo di salvare le persone in mare, che continueremo a fare naturalmente, ma il mare è il posto più difficile dove salvare le persone, al desiderio profondo di affermare il principio che intervenendo in Africa con una strategia a lungo periodo e con una strategia più significativa di quello che è stato fatto sino ad oggi, l'Unione Europea di fatto restituisca a se stesso, a se stessa, il bisogno di richiamare la propria vocazione. Termino su questo. Negli ultimi giorni noi abbiamo assistito a un progressivo spostamento della discussione. Fino a una settimana fa era soltanto una discussione sull'antiterrorismo, sulla sicurezza interna. Vorrei dire una discussione sacrosanta, una discussione importante. Ed è una discussione alla quale noi dobbiamo partecipare, inserendo non soltanto gli strumenti di difesa, non soltanto gli strumenti di sicurezza nazionale tradizionalmente intesi, ma anche raccontando qual è l'idea dell'Italia nel mondo che cambia. Quando i terroristi attaccano l'Università di Garissa in Kenya, quando i terroristi attaccano il museo
a Tunisi, quando i terroristi attaccano la redazione di un giornale a Parigi, i terroristi dimostrano di capire quali sono gli obiettivi in modo molto più attento di tanti commentatori. È l'idea stessa della cultura che viene messa in discussione. Quando tu vai a uccidere un bambino a Peshawar, in Pakistan, perché va a scuola, mentre va a scuola, tu stai dicendo che è lì che vuoi vincere la battaglia. Non soltanto uccidendo quella persona, ma rovinando un'idea di mondo basata sul capitale umano, sulla cultura. Ecco perché c'è tanto bisogno dell'Italia nel dibattito politico europeo e mondiale. Ecco perché c'è tanto bisogno della forza culturale, valoriale, educativa del nostro paese. Ecco perché c'è bisogno per noi di non limitarsi a vivere questa fase come una risposta, con la necessità di dare una risposta tecnica. Quali barconi andiamo a prendere, quali interventi facciamo con la Guardia Costiera, come interveniamo nei campi profughi, se riusciamo a dare qualche altro profugo ad altri paesi, tutte cose comprensibili, doverose, su cui stiamo lavorando. Ma questo è il Parlamento della Repubblica. E il Parlamento della Repubblica ha il dovere di affermare un'idea per i prossimi 20 anni dell'Italia in cui il ruolo nostro come ponte tra Europa e Africa abbia una strategia meno angusta di quello che la nostra riduzione della politica al dibattito da talk show sta portando. È su questo che vorrei chiedervi un aiuto per andare giovedì al Parlamento, al Consiglio europeo. Lo chiedo a tutte le forze politiche. Perché di fronte a queste tematiche non c'è divisione di parte, c'è l'Italia, che è molto più grande delle nostre divisioni di parte. Lo chiedo nella consapevolezza che, con il poeta spagnolo, potremmo dire, immaginare gli ultimi attimi di vita di quelle persone che hanno perduto ogni speranza e anche la loro esistenza dentro una stiva, chiusi a chiave. È un canto di amore, quello che dice: l'aria ormai è quasi irrespirabile, perché non mi rispondi? Tu sai bene che quello che respiro sono le tue risposte e ora io soffoco. È uno scambio di amore tra due persone che si amano. Eppure, se ci pensate, la mancanza di risposte da parte della comunità internazionale fa letteralmente soffocare un'intera generazione che non sta scappando perché vuole andare a vedere posti nuovi. Sta scappando perché sta rischiando quotidianamente la vita. Noi siamo l'Italia. Come tale abbiamo il dovere di reagire e stiamo reagendo da mesi, vorrei dire da anni. Ma la reazione da sola, nobile e generosa, non basta. Il passaggio successivo della reazione è la strategia politica. E la strategia politica significa chiedere all'Europa di fare l'Europa, non soltanto quando c'è da fare il budget, ma mettere quindi l'Europa in condizione di avere una strategia complessiva. Mi pare che stiamo andando in quella direzione. Chiedere alle forze politiche di dividere tra semplicità e semplicismo, tra demagogia e visione e orizzonte, ed essere in condizioni noi di dire grazie a chi, salvando la vita, salva il mondo intero, ma anche di dire a noi stessi che il nostro compito non è di fare i commentatori, è di provare a immaginare quello che accadrà da qui ai prossimi 20 anni. Io sono certo che saremo all'altezza di questa sfida. Grazie. Ad intervenire il deputato Nicola Molteni, prego. Presidente, io non so se lei è un grande comunicatore, probabilmente sì. Sicuramente però lei è un grande mentitore, Presidente Renzi. Lei non può continuare a raccontare balle e bugie al popolo italiano. Lei non può dire al popolo italiano che sono stati arrestati 1000 scafisti, perché non è vero, Presidente Renzi. Arrestare 1000 scafisti vuol dire prendere 1000 scafisti o schiavisti e metterli in galera e togliere a queste 1000 persone la possibilità di poter lucrare ancora sui viaggi della speranza. Oggi i numeri dicono che meno del 10% di quelli che vengono fermati sono arrestati e gli viene impedito di continuare a perpetrare quei crimini. Presidente, uno degli ultimi arrestati uno degli ultimi scafisti aveva il permesso di soggiorno, era un richiedente asilo
era ospitato e accolto coi soldi del governo italiano, del popolo italiano nel CARA di Mineo, Presidente, quindi voi avete la complicità di quel tipo di azione. Presidente, CARA di Mineo, venga a spiegare al popolo italiano il motivo per cui nel CARA di Mineo 4.000 immigrati clandestini, un appalto da 100 milioni di euro, 3 inchieste da parte della Procura, 11 indagati, tra cui alcuni esponenti del suo governo. Presidente, faccia pulizia di questo schifo. Presidente, vuole ridare dignità e umanità alle 600 morti nel Mediterraneo. Incominci a ridare umanità e dignità bloccando e impedendo che qualcuno possa speculare e possa mangiare sulla gestione dell'immigrazione clandestina. Ci sono cooperative rosse e bianche che speculano sull'immigrazione clandestina. Presidente, lei specula. Lei ha fatto la conta dei morti. Lei ha fatto un discorso da campagna elettorale. Lei ha paura di perdere i voti in questa campagna elettorale. Presidente, lei non è uno statista, lei è un contabile delle sciagure, lei è un contabile sulla pelle dei morti nel Mediterraneo. Presidente, lei, il ministro Alfano, che ovviamente si sottrae costantemente al confronto, padre, anzi padrino di Mare Nostrum, la Presidente della Camera o la Presidentessa della Camera Boldrini, il commissario europeo Federica Mogherini e tutte le forze, l'Europa, la vostra Europa, non la nostra Europa, la vostra Europa e tutte le forze politiche che sostengono il suo governo, siete voi i veri responsabili, avete voi la responsabilità politica, visto che lei ha parlato di politica, voi che guidate il Paese, lei che è stato Presidente del semestre europeo, avete la responsabilità politica di quello che accade ed è accaduto nel Mediterraneo. Voi siete complici, siete tragicamente complici di quello che accade nel Mediterraneo. Presidente, questo è razzismo di Stato. Ci sono 10 milioni di cittadini italiani che vivono sotto la soglia di povertà, non riescono a mettere assieme il pranzo con la cena, non riescono ad arrivare alla terza settimana. E cosa abbiamo? Abbiamo gli immigrati clandestini che vengono alloggiati in alberghi a 4 stelle, a cui garantite vitto, alloggio, il pagamento delle ricariche telefoniche, garantite tutti quei servizi gratuiti, ovviamente, coi soldi dei cittadini italiani, a cui i cittadini italiani non possono accedere, a cui i cittadini italiani viene precluso di poterne avere la possibilità di poterne godere. Sono 2 anni, Presidente, che continuate a negare l'evidenza. La Lega da 2 anni sostiene un'equazione semplice, banale: meno partenze, meno morti nel Mediterraneo, meno partenze, meno morti nel Mediterraneo. Presidente Renzi, non siamo noi della Lega ad essere, e concludo Presidente, non siamo noi della Lega ad essere razzisti, non siamo noi quelli che speculano sulle morti nel Mediterraneo, non siamo gli sciacalli, Presidente Renzi. Presidente, noi siamo gli unici che avevano ragione, siamo gli unici che da 2 anni diamo le soluzioni, diamo le proposte per risolvere il problema nel Mediterraneo, per impedire l'accoglienza buonista, pelosa e falsa che voi continuate. Concluda, deputato Siamo Molteni. gli unici che vogliono impedire questa invasione incontrollata. Presidente, lei non è la soluzione del problema. Lei non ha la soluzione del problema. Lei è il problema.
Bene, chiusa la parentesi parlamentare, il discorso del Presidente del Consiglio stamani sulla questione del vertice straordinario dell'Unione Europea, apriamo invece l'altra parte della trasmissione che, come detto in precedenza, dedicheremo a un convegno, a un incontro pubblico, peraltro, al quale possono partecipare tutti coloro che sono interessati. Si tiene a Milano venerdì e prende spunto da una vicenda giudiziaria della quale abbiamo più volte parlato anche nel corso delle nostre trasmissioni, ovvero la vicenda giudiziaria relativa all'accusa a Massimo Giuseppe Bossetti e al processo, l'iter processuale che si apre proprio lunedì prossimo con l'udienza preliminare per l'omicidio di Yara Gambirasio. A questa questione giudiziaria, allargando però anche lo sguardo ad altre questioni delle quali parleremo adesso brevemente tra poco, dedica appunto un incontro pubblico al Circolo della Stampa di Corso Venezia 48 a Milano, il centro studi sul rapporto tra giustizia e mente, Justice of Mind, venerdì prossimo dalle ore 15 al Circolo della Stampa, un incontro con diversi partecipanti che adesso impareremo brevemente a conoscere, dedicato alla questione del giudizio, degli errori di ragionamento della prova scientifica, che come sappiamo è uno degli aspetti principali della vicenda che vede coinvolto come imputato di omicidio Massimo Giuseppe Bossetti. La mente del giudice, gli errori di ragionamento e la prova scientifica, la parola ai giurati, visto che anche in questo caso si tratterà di una giuria in parte popolare, la Corte d'Assise che giudicherà Massimo Giuseppe Bossetti nel procedimento, a 3 giorni dall'inizio del processo a Massimo Bossetti. E ne parliamo stamani, intanto con 2 ospiti. Nella parte finale della trasmissione sarà con noi anche l'avvocato difensore di Massimo Giuseppe Bossetti, Claudio Salvagni. Intanto io saluto, do il benvenuto a Noemi Brambilla, avvocato e portavoce, o anchorwoman, dell'associazione del Centro Studi Justice of Mind, alla quale chiedo subito, buongiorno innanzitutto, di presentarci questa giornata, questo pomeriggio, anzi di venerdì, e di darci anche un'illustrazione degli ospiti che prenderanno parte a questo incontro, poi parleremo invece con l'avvocato Luca Dauria, che è presidente dell'associazione, neonata credo, no? Poi ci spiegherà come è nata, perché e con quali motivazioni di carattere giuridico ma anche culturale nasce questa associazione, questo centro studi, che si propone, poi ne parleremo un pochino più diffusamente, di toccare alcuni tasti che spesso peraltro abbiamo toccato anche nel corso delle trasmissioni che abbiamo dedicato ad alcune vicende giudiziarie, che sono tasti centrali, questioni centrali nella formulazione di un giudizio e anche quindi nel dipanarsi di un procedimento penale in questo caso, ma comunque nell'ambito della formazione del convincimento del giudice. In questo caso abbiamo anche un giudice popolare, perché c'è una giuria popolare, e questo riguarda tutti noi perché siamo tutti spettatori, fruitori dell'informazione giudiziaria. Comunque, avvocato Brambilla, prego. Com'è organizzata la giornata di venerdì? Sì, venerdì appunto verrà tenuto questo convegno, che sarà appunto il primo appuntamento pubblico di Justice of Mind, che poi l'avvocato Dauria ovviamente avrà modo di meglio di me ovviamente di spiegare insomma in che cosa consiste questa associazione. Il caso ovviamente che vede accusato di omicidio Massimo Bossetti sicuramente è uno spunto per far comprendere come non sia più sufficiente nel processo la dialettica tra prova e controprova, neppure quando si tratta appunto di scienza, e questo perché anche il giudice può essere vittima di trappole mentali che lo possono sviare dal giudizio più corretto. Ci sarà un primo intervento da parte di una psicologa e criminologa, la dottoressa Claudia Pavanelli, la quale illustrerà quelli che sono i più comuni errori di ragionamento anche in riferimento alla prova penale scientifica. Ci sarà poi l'intervento di un genetista. Quindi come la questione del DNA, perché parlare di DNA per quasi tutti noi, credo, significa dare il crisma della scienza, esatto, e della sicurezza assoluta da parte di chi utilizza questo argomento, no? Esatto. Quindi sicuramente le argomentazioni da parte di questa psicologa e criminologa porteranno a comprendere come effettivamente invece si possa, nonostante appunto vi sia appunto la presenza di una prova scientifica sicuramente forte con quella del DNA, si possa comunque andare a incorrere in errori, nonostante appunto il riferimento... Cadere nelle trappole mentali. Esatto. Seguirà poi appunto un intervento da parte di un genetista, appunto il professor Marzio Capra, il quale invece illustrerà da quello che è il punto di vista scientifico quelle che sono le anomalie della prova del DNA proprio nel caso specifico di Massimo Bossetti, quindi nel caso di Yara Gambirasio.
Poi seguirà appunto un intervento da parte del professore avvocato Carlo Taormina, il quale appunto trarrà quelle che sono le conseguenze giuridiche delle considerazioni tecniche esposte dal professor Marzio Capra, e questo appunto al fine di evidenziare come anche la prova del DNA debba essere valutata con tutti gli altri indizi nella sua concreta capacità di consentire al giudice un esercizio corretto del suo libero convincimento. Ci saranno anche 2 collegamenti via Skype con 2 esperti, il dottor Greg Ampikian dell'Innocence Project americano e Peter Gill, che è invece un genetista forense dell'Università di Oslo, dove il primo rappresenterà quelli che sono i rischi appunto cognitivi della prova scientifica, mentre il secondo esprimerà il proprio parere nella natura appunto della prova del DNA, proprio nel caso specifico dell'omicidio di Yara con quelle Gambirasio. caratteristiche che sono quelle che si sono presentate nel caso di Bossetti. Nel caso specifico, esatto, di Massimo Bossetti. Poi si arriverà alle conclusioni e sarà appunto l'avvocato Luca D'Auria che svolgerà appunto le conclusioni, proponendo anche una prospettiva, una riforma proprio del codice di procedura penale nella parte riguardante quelle che sono le analisi genetiche in indagine, al fine di garantire un reale contraddittorio all'interno del processo. E questa proposta sarà proprio in quella sede portata all'attenzione del senatore Gabriele Albertini, appunto già sindaco di Milano. Altresì appunto nel corso delle conclusioni l'avvocato Luca D'Auria affronterà anche il tema del ragionevole dubbio all'interno del procedimento penale, mettendo quindi a confronto quello che è il metodo classico del libero convincimento secondo quello che è il modello rappresentato dal notissimo film degli anni 50 La parola ai giurati, con la proposta da parte di Justice of Mind di introdurre appunto come supporto al sistema della prova e della controprova l'intervento di esperti terzi di cognizione, per approdare al fine appunto di riuscire ad approdare a un'idea, diciamo, filosofica del giudice, sostituito da quella che può essere una mente artificiale, quindi del tutto e perfettamente logica e legata appunto anche a quelle che sono le regole del codice di procedura penale proprio ai fini della valutazione della prova. Della proposta di legge poi magari parliamo direttamente con l'avvocato D'Auria, no? Anzi, io lo inviterei subito a raccontarci come nasce questo centro studi, perché Justice of Mind, cioè giustizia della mente, tradotto in maniera un po' grossolana. Sì, ma più o meno avete già detto tutto quello che c'era da dire. Il concetto è questo. Noi, sono già stato ospite del direttore più volte, abbiamo parlato e colloquiato a proposito di svariati processi, del processo di Perugia, del processo di Erba, di Garlasco, e adesso ci avviamo con tutto il carrozzone dei media a parlare del processo per l'omicidio di Yara Gambirasio. Il punto nodale è sempre lo stesso: come mai da questi processi non esce mai un convincimento certo, che in parte non è certo per l'opinione pubblica, ma in buona parte non è certo neppure per la giurisprudenza. Vediamo gli esempi di Garlasco e di Perugia, dove la Cassazione ha rinviato le sentenze, le ha annullate e ci sono stati all'interno dello stesso processo, sostanzialmente valutando le medesime prove, dei giudizi tra loro contrastanti, no? Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che i giudici sbagliano. E perché sbagliano? Perché è evidente che se ci sono dei giudizi contrastanti, chi ha giudicato in un senso o nel senso inverso deve aver sbagliato qualcosa, no? Nasce da qui l'idea di Justice of Mind, nasce pochi mesi fa assieme ad alcuni amici, tra cui appunto la collega Brambilla, la collega De Pretto e la psicologa prima citata Claudia Pavanelli, del provare a chiedersi come mai. La cosa che colpisce è che le materie più svariate, l'economia certamente, ma per certi versi anche l'arte a metà del Novecento, si sono aperte ad altre forme di conoscenza, tra cui le scienze cognitive, che oggi vanno tanto di moda, le neuroscienze, la psicologia cognitiva. Ecco, io credo che il diritto debba approdare anch'esso a questo tipo di conoscenze nuove per capire se stesso, non per criticare il giudice piuttosto che farle pulce all'avvocato o al pubblico ministero, ma per riuscire a capire
come operare al meglio, no? E quindi perché non è più sufficiente ritenere che a prova del DNA dell'accusa si debba controbattere una prova del DNA della difesa? Perché l'abbiamo visto a Erba, l'abbiamo visto a Perugia, esempi clamorosi che hanno portato a decisioni mai sicure. Quindi evidentemente manca qualcos'altro, no? Manca riuscire a capire quello che in parte negli Stati Uniti hanno già capito e nel mondo anglosassone hanno già capito, per questo queste interessanti interviste a Greg Ampikian e a Peter Gill, cioè che bisogna far sapere al mondo del processo che esiste nel nostro ragionare un metodo che ogni tanto va per trappole che non sono ragionamenti sbagliati, che sono ragionamenti semplici. Ognuno di noi ogni giorno fa 100.000 cose, se dovesse pensare esattamente come farle tutte 100.000 ci metterebbe 10 anni, invece ci deve mettere 24 ore. Per metterci 24 ore deve applicare dei criteri in automatica. Questi criteri in automatica operano su tutto quello che si fa e quindi possono operare anche sulla cognizione della prova penale. E la questione, diciamo, non è nuova, perché anche nel titolo dell'incontro di venerdì al Circolo della Stampa di Milano la parola ai giurati richiama, come ricordava prima l'avvocato Brambilla, a un vecchio film, no? Possiamo dire vecchio perché è del 57, se non mi ricordo male, la parola ai giurati, dove appunto si ragionava delle trappole che i giurati, cioè persone comuni chiamate a decidere di un caso giudiziario, le trappole nelle quali cadono le persone comuni ragionando su un caso, che comunque guardano attraverso la propria lente, il proprio filtro, la propria esperienza, i propri limiti, no? Quel film era emblematico del concetto di ragionevole dubbio, ma anche delle trappole mentali nelle quali cade il giudicante, colui che è chiamato a giudicare, no? Nel 1972 un processualista italiano assai saggio come erano all'epoca, si chiamava Vittorio Denti, ha detto che di fronte alla prova scientifica anche il giudice togato è un giurato. Credo che questo racchiuda l'idea del sottotitolo La parola ai giurati. Abbiamo la pubblicità. Tutta la giornata in giro a piedi. Comoda. Comoda? Ma che dici? Certo, camminare è comodo con le calzature per uomo e donna Enval Soft. Forme anatomiche, morbidi per lami, suole leggerissime. Tutto made in Italy. La prossima calzatura, prenditela comoda. Enval Soft. A scuola di business. Oggi, musica. Si può avere la manutenzione inclusa nel prezzo senza che il costo diventi una nota dolente? Certo! I furgoni Volkswagen Transporter e Caddy non hanno solo il pacchetto Tech & Sound in omaggio, ma sono tuoi anche con finanziamento in 48 rate, TAN 425, TAEG 684 e manutenzione ordinaria 4 anni o 80.000 chilometri inclusa fino al 30 giugno. Questa sì che è musica! Volkswagen Veicoli Commerciali. La prima regola per lavorare bene. Le tue notti sono troppo corte e le tue giornate troppo lunghe? Gli effetti sul tuo viso ora hanno i giorni contati. Vichy ti invita in farmacia a provare le creme viso Idealia per una pelle più luminosa e riposata. Oggi per te con uno sconto immediato di 10 euro. Farmacie aderenti su vichy.it. Buono sconto applicato sul prezzo praticato dal rivenditore. Valido fino al 30 aprile 2015. Cura, esperienza e passione. Ecco come scegliamo i nostri prodotti, perché siamo italiani. E quando si tratta di cibo, sappiamo selezionare il meglio. Scopri il meglio del fresco nei Pan Panorama. Selezioniamo da italiani. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Per traslocare ho scelto Grillo Antonino, perché hanno cura del mio trasloco e del mondo in cui viviamo grazie a Ecotrasloco. Scegli Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità, che rispetta anche l'ambiente. Chiamalo 02 43 52 24. Digital Radio Flash. Ciao, sono Paola. Per ascoltare la radio in Digital Radio devo pagare un abbonamento? No, niente abbonamento né canone. Basta comprare una radio o un'autoradio nuova oppure adatti quella che hai già. E poi è gratis. Molti nuovi modelli di auto hanno il ricevitore incorporato di serie. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio.
il suono perfetto. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano. Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di Caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania, la tua radio. Chiama l'800 08 68 69 e prova direttamente a casa tua l'inebriante aroma del Caffè Padano. E ricorda, chi beve Caffè Padano sostiene Radio Padania. Caffè Padano. Mai assaggiato un espresso così? Ladri e rapine? Chiama Sicurbet e installa Dialogos. Telefono 389 11 89 705. Antifurto senza fili o videocontrollo da 980 euro netti. Chiama il numero 389 11 89 705. Prima è meglio che dopo. Sicurbet 389 11 89 705. La dentiera ti dà problemi? Con Pentadent potrai passare in breve tempo dalla dentiera alla protesi fissa. Negli ambulatori Pentadent troverai esperienza pluriennale ai massimi livelli, costi accessibili con possibilità di finanziamenti agevolati, sedi distribuite nel territorio per facilitare i controlli periodici. E per i residenti in Lombardia possibilità di usufruire del contributo offerto dal Servizio Sanitario Regionale. Per informazioni chiama l'800 700 860 o vai su pentadent.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Allora, Avvocato Dauria, due cose vorrei chiederle, poi tra qualche minuto sentiamo anche l'Avvocato Salvagni, il difensore di Massimo Giuseppe Bossetti. La prima questione è relativa al peso appunto della prova scientifica, alla quale è dedicata ampia parte dell'incontro di venerdì, con gli interventi che ci ricordava prima l'Avvocato Brambilla, di 3 esperti della materia del DNA soprattutto. No? Il DNA ha assunto in questi anni questo valore di assoluta certezza. No? Quando viene spesa la parola DNA, presso la percezione immediata della pubblica opinione si spende una parola di assoluta sicurezza. Abbiamo visto invece che nel caso specifico di Bossetti esistono delle anomalie che però credo non siano state colte dalla pubblica opinione, anche perché sono state immediatamente dal punto di vista mediatico seguite da una serie di altre rivelazioni da parte della procura, cioè dell'accusa, relativamente ad altri fatti. No? E poi c'è stato questo periodo di silenzio che prelude all'apertura del procedimento processuale vero e proprio con l'udienza di lunedì 27 presso il giudice dell'udienza preliminare. Allora, il peso della prova scientifica e la possibilità che scattino le trappole mentali di cui parlavamo prima anche in ordine alla prova scientifica, qui però è supportato da un dato di fatto, cioè da una oggettiva anomalia, perché il professor Capra, che sarà uno dei relatori, dei partecipanti all'incontro, noi l'abbiamo sentito anche nelle nostre trasmissioni, ha messo l'accento su una questione che al di là delle percezioni e delle trappole mentali è oggettiva, no? E allora come si fa, diciamo, a far entrare una questione oggettiva e apparentemente dal punto di vista scientifico irresolubile in una valutazione lineare, cioè normale, logica, da parte di chi deve tirare delle somme? Noi sappiamo che il nostro codice ci dice, la legge italiana dice che se c'è un ragionevole dubbio la persona non può essere condannata. Cioè, quello che intendo dire è c'è una distanza apparentemente enorme ma incomprensibile dal punto di vista logico tra la chiarezza anche delle norme a garanzia dell'imputato nel nostro ordinamento e la realtà. E questo è lo iato enorme, diciamo, che esiste fra... Cioè, se io so che quella macchia quella traccia di DNA, così come ci ha spiegato più volte il professor Capra, non sta in piedi da un punto di vista scientifico e non ne ho le spiegazioni. Certo, c'è un luogo, il processo, nel quale in teoria queste cose vanno vagliate, accusa e difesa. Però noi sappiamo anche che quella traccia non esiste più, non è più analizzabile perché è scomparsa nel corso degli esami che si sono ripetuti. Quindi non potremo più avere una verifica scientifica. E allora in che cul-de-sac ci troviamo? Io, per rispondere a questa domanda articolata e alquanto complessa, direi
due cose fondamentalmente, senza voler risultare tedioso o fare una lezione di procedura penale, però noto che per capire l'argomento bisogna capire che cos'è la prova del DNA. La prova del DNA è un indizio. L'indizio è quella prova che non rappresenta direttamente che cosa è successo, ma lo rappresenta indirettamente attraverso degli elementi che portano a ritenere in modo ragionevole, al di là di ogni ragionevole dubbio, che una determinata persona, ad esempio, sia stata in un certo luogo, no? Se io trovo una macchia di DNA sul vestito di Tizio e la macchia di DNA corrisponde al DNA della fidanzata di Tizio, è evidente che questo indizio ha un valore diverso che se la trovo addosso a una vittima che all'apparenza con quella persona indagata non ha nessun tipo di rapporto. E questo si ripercuote direttamente sul concetto giuridico di indizio, cioè l'indizio deve essere grave e preciso. Nel nostro caso il dubbio sull'indizio riguarda la sua precisione, cioè la sua certezza nei, chiamiamoli, contorni fattuali, cioè perché l'indizio possa portare a un ragionamento al di là di ogni ragionevole dubbio, deve non avere al suo interno delle caratteristiche non certe. Questo è il punto. Il DNA, come ogni altra prova, la testimonianza, il documento, la polvere da sparo, il cane molecolare, deve essere valutato in concreto, nel singolo caso. Talvolta la testimonianza è perfetta, talvolta la testimonianza è fatta, come ricordavate voi in quel film degli anni 50, è fatta da una persona che doveva portare gli occhiali ma non aveva gli occhiali addosso nel momento in cui vede. E quindi è chiaro che quella dichiarazione è una dichiarazione che in parte perde il suo valore, la sua forza. Il DNA talvolta può avere un valore certo, altre volte può avere un valore relativo. Nel caso di questo è già stato in parte stigmatizzato dai provvedimenti giudiziari che sono stati più volte stimolati dall'ottimo collega Salvagni per tentare la liberazione di Bossetti, perché nell'ultimo l'avvocato Salvagni ha ottenuto, a mio avviso, un enorme successo. Il successo è stato che il Tribunale della Libertà di Brescia ha espressamente detto che nel caso di specie l'indizio DNA soffre di dubbi e aporie e che sarebbe necessario un nuovo accertamento del contraddittorio delle parti per capire se è possibile risolvere. Che noi sappiamo che non si può più fare. Se però questa cosa non si può più fare, l'amico Salvagni, secondo me, visto che lui, essendo un amante della logica ed essendo un avvocato avveduto che ha voluto con sé un logico, quindi ama tradurre in percentuali le opportunità che gli capitano nella vita, secondo me la sua autostrada viaggia sul 95% della soluzione. Allora, dovremmo avere intanto con noi proprio l'avvocato Claudio Salvagni, difensore di Massimo Giuseppe Bossetti. Buongiorno, avvocato Salvagni. Buongiorno a voi. Allora, abbiamo parlato fino a poco fa dell'incontro venerdì prossimo al Circolo della Stampa a Milano, dove si parlerà proprio del caso, a partire dal caso di Massimo Bossetti, si porranno una serie di questioni sulla DNA, sulla prova scientifica, sulle trappole mentali del giudizio. Adesso, nell'imminenza dell'iter giudiziario vero e proprio, dell'iter processuale, anzi, il lunedì 27 davanti al giudice per l'udienza preliminare inizia questo iter. Avvocato, mi permetta una notazione di carattere generale, perché noi, immagino, essendo protetti da una Costituzione, la più bella del mondo, come tanti dicono, che ha l'aureo principio in sé del giusto processo, della totale parità fra accusa e difesa, essendo protetti da un'informazione che da anni e anni si è dotata di codici deontologici precisissimi per garantire
i medesimi diritti informativi dell'accusa e della difesa, da questo punto di vista lei, le faccio una domanda retorica, ovviamente avrà sperimentato che tutto ciò è valso e continua a valere anche nel caso di Massimo Giuseppe Bossetti, o no? Insomma, noi in Italia siamo dei professori per tutto ciò che è bello, però sulla carta. Abbiamo dei principi meravigliosi scritti che poi però vengono puntualmente disattesi nella pratica. È sotto gli occhi di tutti che come sia stato svolto un processo mediatico dal giorno dell'arresto del signor Bossetti. È come se una sentenza fosse già stata scritta e addirittura, aggiungo, sia stata già anche buttata via la chiave del carcere. Questo è inaccettabile ed è soprattutto in un sistema giuridico come il nostro, dove a giudicare sarà una giuria composta da 6 giudici popolari. Quindi la delicatezza dell'informazione in questo caso è ancora più importante che in qualsiasi altro caso giudiziario. Avvocato Salvagni, quando è venuta fuori una delle questioni che immagino saranno anche centrali in ambito processuale, cioè la natura della traccia nella quale è contenuto parte del DNA dell'imputato Bossetti, intorno a questo si è poi verificato, si è saputo che ci sono una serie di anomalie. Nel corso del processo dovranno essere affrontate e risolte, immagino, no? E peraltro dicevamo poco fa con l'avvocato Dauria che non si potrà più avere una controprova fattuale per spiegare eventuali anomalie di questa traccia, perché in sostanza ciò che ha condotto in carcere Bossetti è stato il fatto del DNA ritrovato sul corpo della vittima, ma un DNA che ha delle conformazioni del tutto anomale. Questo ce l'hanno spiegato anche fior di genetisti e sarà uno degli argomenti, credo, centrali anche dell'incontro di venerdì, oltre che poi del processo. Benissimo, questa anomalia, diciamo, del DNA non potrà più essere verificata in tutti i suoi aspetti in sede processuale, perché ci è già stato detto che non esiste più alcuna traccia su cui fare verifiche. Come la mettiamo da questo punto di vista? Guardi, questa è un'altra particolarità di questo processo. Si vorrebbe che la difesa faccia una sorta di atto di fede nei confronti di tutto quello che è stato svolto dalla procura, ma è evidente che così non può essere, perché gli atti di fede si fanno da un'altra parte. Da quello che sappiamo, le famose tracce che tengono in carcere il signor Bossetti sono completamente esaurite. Peraltro questo accertamento è stato svolto, e noi l'abbiamo contestato, è stato svolto con uno strumento processuale inadeguato, quale quello della delega d'indagine, e per cui è ancora più stridente tutto questo risultato. Cioè, da una parte è stato fatto in assoluta assenza di alcun contraddittore l'accertamento, e le tracce su cui bisognerebbe ancora indagare sono esaurite. È evidente che tutto questo in uno Stato di diritto, in un paese democratico, è inaccettabile. Avvocato Salvagni, stamattina abbiamo letto sul settimanale Oggi un articolo intitolato Iara, 4 misteri più 1, che focalizzava 4 punti. Immagino che i punti da affrontare e le contraddizioni siano più di 4 in questa vicenda, perché credo che voi ne abbiate messe in fila ben più di 4, no? Assolutamente, sì. Però per limitarci all'articolo che abbiamo letto stamani in rassegna stampa, a me ha colpito la questione del furgone, perché credo che lei giustamente diceva prima, c'è una giuria popolare, cioè sono cittadini normali, comuni come noi, che si trovano a dover giudicare, insieme naturalmente a un giudice togato, però insomma hanno un ruolo importante questi cittadini comuni che fonti hanno fino a che non andranno in Camera di Consiglio, anche se lo stesso autore dell'articolo di oggi, un cronista giudiziario di lunghissima esperienza, Giangavino Sulas, ci aveva raccontato un fatto inquietante in relazione ad un altro procedimento giudiziario, quello relativo all'omicidio di Meredith Kercher. Lì la giuria popolare, lui aveva intervistato i giurati popolari, dice: siamo andati in Camera di Consiglio ancora prima di aprire le carte processuali e quindi di approfondire dal punto di vista il più possibile tecnico per persone comuni che però si trovano a dover maneggiare materiale giuridico, le prove, gli atti di indagine, eccetera. Dice: siamo entrati in Camera di Consiglio ancora prima di aprire un faldone, convinti che Raffaele Sollecito e Amanda Knox fossero colpevoli. Da che cosa trai questa convinzione? Evidentemente dal materiale informativo, dall'informazione che è circolata prima. Quindi il ruolo dell'informazione è cruciale, è determinante. Eccetto poche
diciamo, voci, noi in Italia purtroppo siamo abituati ad avere un peso enorme a favore dell'accusa, no? Del pubblico ministero. Su questo poi vedo che l'avvocato D'Auria vuole intervenire, lo sentiamo, no? Però le stavo dicendo, avvocato Salvagni, qui a me ha colpito la questione del furgone. Il furgone e una serie di altre questioni sono venute fuori immediatamente dopo che cominciava a traballare anche presso l'opinione pubblica la questione del DNA. Si era capito che quel DNA aveva delle anomalie gravi. Vengono, diciamo, messe all'attenzione dell'opinione pubblica il furgone che gira per 2 ore intorno alla palestra dalla quale scompare Iara. Come a dire, insomma, cosa ci faceva quest'uomo? Ora, il criminologo Denti lo racconta il settimanale Oggi, dice: ma guardate che quello non è il furgone di Bossetti, qui si tratta di furgoni diversi. E noi abbiamo però letto che i carabinieri hanno fatto delle indagini, come dire, hanno lavorato anche sui filmati delle telecamere che ritraggono questo furgone in maniera molto molto approfondita, con una serie di software, ripulendo le immagini, facendo tutta una serie di lavori. A proposito di furgoni, a me un'altra cosa che mi ha colpito è il fatto che il furgone dell'uomo che era stato pur fermato, Mohammed Fikri, il piastrellista, che la sera in cui scomparve Iara era presente nel famoso cantiere di Mapello, dove conducono peraltro anche i cani molecolari, a un certo momento il criminologo Ezio Denti, che fa parte del pool difensivo, ha scoperto che 10 giorni prima della scomparsa di Iara Fikri aveva acquistato un furgone bianco che poi è stato praticamente rottamato in Marocco nei primi mesi del 2011. Direi che queste 2 cose mi hanno colpito, però queste 2 cose qui le conoscono in pochi. Come la Panda di Casa Castagna. Sì, purtroppo, come stavo sottolineando prima, l'informazione in questo processo ha un ruolo fondamentale. E io direi che bisogna distinguere ciò che è suggestivo da ciò che è indiziario. Qua si sta riempiendo, a mio modo di vedere, un vuoto investigativo, benché sia un'indagine vastissima, 60.000 pagine, diciamo, parliamo, però un vuoto investigativo con delle suggestioni. L'esempio del furgone è calzante appieno. Allora, ci sono delle telecamere che riprendono un furgone che gli stessi RIS dicono essere simile a quello di Massimo Bossetti, non essere il suo, la certezza non ce lo danno nemmeno i RIS, ma sono soltanto 2 le immagini, a distanza di 30 secondi l'una dall'altra, e delle 18:35. Il resto è stato accomunato al furgone di Bossetti per proprietà transitiva, e questo non è accettabile. Le immagini delle telecamere successive, mi riferisco per esempio a quelle della Shell o quelle della banca, riprendono dei fari che non ci consentono di dire nemmeno se è un furgone o se è un'autovettura. Figuriamoci se possiamo dire che è il furgone di Bossetti. Quindi questo dà l'esempio di come questa inchiesta sia governata dalle suggestioni. Un processo deve basarsi su tutt'altro, non su suggestioni. Allora, da qualunque parte lo guardiamo, non torna, il DNA non si sposa con il suo DNA nucleare, non si sposa con quello mitocondriale, e vabbè, pazienza. Il furgone è il suo, quello delle 18:35, sì, forse è il suo e le altre per proprietà transitiva. E così via dicendo. Potremmo continuare tutta la lunga lista di quelli che sono gli indizi portati dalla pubblica accusa, per poi concludere che però ci rimane in mano ben poco. Questo secondo me è gravissimo, perché un uomo è in carcere da quasi 1 anno, un uomo che deve essere che comunque presunto innocente, che potrebbe affrontare il suo processo comunque da libero. Ecco, io devo sottolineare questo, perché secondo me questa carcerazione preventiva si sta tramutando in una vera e propria tortura. Avvocato Salvagni, in molte cose naturalmente avremo modo di parlarne anche successivamente, e spero che molte cose vengano affrontate con chiarezza e rigore anche durante la fase processuale, perché stiamo parlando soltanto di alcuni fatti. Qui ci sarebbe da aprire un capitolo molto lungo. Abbiamo fatto una trasmissione tempo fa proprio con Giangavino Sulas su alcune delle cose che non tornano, e ci vorrebbero ore per parlarne. Però a me ha colpito anche questa cosa qui. Intanto io non riesco ancora oggi a spiegarmi, ma le chiedo, per quello che è possibile dire evidentemente, prima dell'apertura della vicenda processuale, le chiedo se ci sono agli atti, immagino che lei abbia dovuto lavorare molto perché si tratta di 59.000 pagine di inchiesta,
è anche un costo per la collettività non indifferente, perché tra la mappatura genetica di una popolazione piuttosto ampia e altre spese, insomma, oggi racconta che sono stati spesi più di 8 milioni di euro per queste indagini. Dico solo che ci sono 11 faldoni, oltre a quelli che lei ha citato, ci sono 11 faldoni solo di spese processuali. Insomma, un'indagine massiccia e corposa. E entro questo materiale corposo di indagine c'è una spiegazione logica per cui, per esempio, i cani molecolari utilizzati nell'immediatezza per la ricerca di Yara Gambirasio conducono al famoso cantiere di Mappello, dove poi sorgerà abbastanza rapidamente il centro commerciale. E c'è una spiegazione anche per questo fatto che mi ha colpito, cioè un furgone che viene acquistato il 16 novembre 2010, 10 giorni prima della scomparsa di Yara, e che viene rottamato in Marocco dopo pochi mesi. Perché uno compra un furgone e se ne libera così velocemente? Ma soprattutto c'è una spiegazione logica, sono state fatte indagini approfondite sul perché i cani portano non solo al cantiere, ma in un luogo preciso del cantiere, un ricovero di attrezzi elettrici, mi sembra, no? Quindi, esatto. Allora, evidentemente questi cani avevano un motivo per andare lì. Il motivo era che la traccia conduceva lì. Sono state fatte tutte le verifiche su quel luogo, che poi alla fine è diventato inaccessibile perché è stato costruito il famoso centro commerciale. Ma è una delle cose che mi viene in mente. Ci sono Questo è è un elemento molto importante, secondo noi. Il problema di questa inchiesta, e tengo a sottolinearlo, è che vengono seguite 1000 piste, poi non si sa perché vengono abbandonate. Allora, per esempio, l'esempio dei cani che lei ha citato è sintomatico. Allora, o io credo che i cani molecolari abbiano un'effettiva importanza nella ricerca di un corpo e allora li utilizzo, o non lo credo e non li utilizzo. Ma se sono stati utilizzati, come in questo caso, perché poi non è stata seguita questa pista? Perché è stata abbandonata? Questo è un esempio, ma ce ne sono veramente migliaia in questo fascicolo. No, poi conducono, avvocato, mi scusi. E poi abbandonate. Ecco, avvocato, questi cani conducono in un luogo che il giorno della scomparsa di Yara non è popolato da centinaia di persone, a quel che risulta, ma soltanto da 3, no? Sì. Saranno state fatte delle verifiche su questo, no? Per escludere che quella pista lì fosse una pista fruttuosa, immagino. Ci sarà agli atti il motivo per cui è stata scartata quella pista lì. No, in realtà non c'è. Avvocato D'Auria, su questa questione, diciamo, del peso dei dati di fatto, perché alla fine le trappole mentali scattano, ma i dati di fatto sono dati di fatto. Questo dovrebbe valere in un ragionamento rigoroso e logico come dovrebbe essere quello processuale, no? Ma sì, ma sono i dati di fatto che creano le trappole mentali. Secondo me la cosa molto interessante, ancora una volta, l'ha tirata fuori il dottor Sulas, ricordando quell'intervista che lui ha fatto ai giurati del processo di Perugia, perché mi ricorda qualcosa di cui forse avevamo già parlato una volta in un'altra trasmissione, di un'intervista di un altro giornalista negli Stati Uniti ai giurati del processo a O.J. Simpson. La cosa curiosa è che in entrambe le vicende processuali i giurati hanno dichiarato di essere entrati, chiamiamole in camera di consiglio, con la certezza della colpevolezza, no? Esattamente come nel film La parola ai giurati. Qual è la grande e gigantesca differenza? Che i giurati del processo italiano sono entrati e usciti con la stessa certezza, con una sentenza di condanna che poi è stata annullata. Nel processo americano, invece, l'intervista fatta dal giornalista ricorda che questo giurato gli ha raccontato che, nonostante la sua certezza rispetto alla colpevolezza di O.J. per l'omicidio della compagna, a seguito delle istruzioni in diritto ricevute prima di ritirarsi dal giudice Ito della contea di Los Angeles, che era chiamata a giudicare per l'omicidio, ha dovuto dichiarare la non colpevolezza, così come tutti gli altri giurati, perché la regola processuale, cioè esattamente quello di cui parlavo nel mio intervento precedente,
tramutata nel nostro sistema la precisione dell'indizio, lo ha obbligato a votare per la soluzione. Io, assieme a Noemi Brambilla, insieme a Claudia Pavanelli e insieme a Ilaria De Pretto, come Justice of Mind possiamo augurare a Claudio che nel suo processo lui troverà i 2 giudici togati che riusciranno a offrire le informazioni processuali e tecniche agli altri giurati, cioè ai giurati e quindi ai giudici non togati, perché possano capire la regola processuale e giungere a quella sentenza che allo Stato sembrerebbe quella non dettata dalle emozioni, come Claudio ha ricordato. L'ultima cosa, avvocato Salvagni, vorrei chiederla a lei, visto che mi sono rifatto all'articolo che abbiamo letto stamattina su Oggi, 4 misteri più 1. Quel più 1 si riferisce a una clamorosa scoperta fatta dalla genetista dell'Università di Torino, Sara Gino, che pure fa parte del pool difensivo. Io non le chiedo la natura di questa scoperta perché neanche il settimanale Oggi la rivela, ovviamente. Le chiedo soltanto se questa scoperta di carattere scientifico, genetico, è in grado di dire qualcosa rispetto alla questione della anomalia del DNA di Bossetti trovato sulla vittima, di cui parlavamo prima, cioè è in grado di superare, o meglio, di aggiungere qualcosa rispetto a quella traccia anomala? A nostro giudizio aggiunge qualcosa a livello investigativo, cioè, o meglio, qualcosa che non si è fatto a livello investigativo. Ritengo che sulle tracce, proprio perché sono finite quelle che riportano a ignoto 1, lì ci sia poco da aggiungere. Lì il dubbio regna sovrano, per cui su questo io non posso e non voglio aggiungere altro. Sulle altre tracce ritengo che ci siano spunti investigativi interessanti che dovranno essere fatti. Bene, allora io ringrazio l'avvocato Claudio Salvagni, buon lavoro naturalmente, si apre adesso un periodo molto intenso che cercheremo anche di seguire. Grazie avvocato Salvagni, a risentirci presto. Io ringrazio anche l'avvocato Noemi Brambilla e l'avvocato Luca Dauria qui in studio con noi e ricordo che poi torneremo a riparlarne di questo incontro, anzi magari ne riproporremo a beneficio degli ascoltatori e delle ascoltatrici anche lo svolgimento. Comunque chiunque sia interessato venerdì pomeriggio può partecipare a questo incontro che si terrà, lo ripeto, al Circolo della Stampa di Corso Venezia 48 a Milano, a partire dalle ore 15. La mente del giudice, gli errori di ragionamento e la prova scientifica, la parola ai giurati a 3 giorni dall'inizio del processo a Massimo Bossetti, con interventi credo interessanti come ci ha riassunto prima l'avvocato Brambilla. Grazie a entrambi i nostri ospiti, buon pomeriggio a tutti. Grazie.